Convenevoli formulaici, genetliaci, ricorrenze, commemorazioni, rilevamenti demoscopici e musica per voi. La verità è che sono cattivo, ma questo cambierà. Io cambierò. È l'ultima volta che faccio cose come questa. Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita. Già adesso non vedo l'ora. Diventerò esattamente come voi. Il lavoro, la famiglia, il maxi televisore del cazzo, la lavatrice, la macchina, il CD e l'apriscatole elettrico. Buona salute, colesterolo basso, polizza vita, mutuo, prima casa, moda casual, valigie, salotto di 3 pezzi, fai da te, telequiz, schifezze nella pancia, figli, a spasso del parco, orario d'ufficio, bravo a golf, l'auto lavata, tanti maglioni, Natale in famiglia, pensione privata, esenzione fiscale, tirando avanti, lontano dai guai, in attesa del giorno in cui morirai. Memento mori. Dai, cominciamo con allegria. Sto parlando di temi piacevoli, è giusto ritornare all'ordine. Che giorno è che inizia con gli applausi e con questo vero e proprio inno al nichilismo che arriva da questo celeberrimo film. Dunque, i convenevoli formulaici per segnalarvi che siete in simultanea con Radio Libertà quando sono scoccate le 12:40 addirittura. Insieme naturalmente a un parterre de roi tra i tecnici, siamo tutti quanti noi qui separati da ben 138,6 metri sopra il livello del mare. La commissione interna ha stabilito che i gradi centigradi interni sono 23,8 sopra lo zero. Non è un dato scientifico, è un dato politico. Così prendetela come volete. L'abbraccio forte alla signora Carmela, alla signora Clotilde, alla signora Adriana Angela che ci seguono, ma ci seguiscono anche dal canale 252 del digitale televisivo terrestre, perché questa è una radiovisione. Chi si abbona a Radio Libertà campa oltre 100 anni. Meditate, gente, meditate. Potete continuare naturalmente ad auscultarci tramite la radio DAB oppure le applicazioni dedicate a iOS e Android con i cellulari. Sono davvero molto comode, sono delle applicazioni che funzionano benissimo. Poi ancora il sito radiolibertà.net, il profilo Facebook, la bussola per orientarvi attraverso le programmazioni, il sottoscritto ogni notte che Dio manda in terra pubblica la sinossi in anticipo dei contenuti delle interviste di Oltre la pagina, quindi donne e uomini di buona volontà, siete avvisati, donne e uomini, sessi previsti e anche non previsti, perché io sono molto inclusivo. E poi c'è Twitch, il social di ultima generazione. Alexa, accendi Radio Libertà, passaparola, ve ne saremo riconoscenti. E poi anche YouTube, YouTube è come un Yoshi. Allora, gli ultimi dati da fornirvi: 8,8 gradi centigradi, questa è un'informazione scientifica, sopra lo zero esterni, 80% l'umidità, 1027,1 millibar la pressione. E andiamo a, intanto, linee aperte, chi vuole, chi ha il piacere, il gusto, quello che volete voi, di contattarci, di telefonarci, di farci sentire la propria opinione. Il numero per il telefono in diretta, per intervenire in diretta, è 02 92 94, il numero dei miei anni, 7222, ripeto, 02 92 94 7222. E poi naturalmente anche il servizio WhatsApp, che è il seguente: 340 670 9659. La presentazione di Oltre la pagina, come dopo i convenevoli formulaici. Ecco qua.
Allora, i vecius in seminis. Dicevo, l'anticipazione dei temi che affronteremo, scusate, dopo le 13:30 con i nostri ospiti. Molto interessante. Allora, qui abbiamo un milanese puro sangue. Allora, genius loci di questa città, nonostante noi per primi, perché non siamo contenti dell'attuale sindaco, noi per primi inteso come radio e i legami politici, eccetera, questa città piace all'83% degli intervistati. Non c'è nulla di fa, dicono intorno al tagliamento, nulla di fa. Milano piace. E ho trovato una frase che a me è piaciuta moltissimo. Chi ha una certa età, chi è più giovane forse non afferra. Milano logora chi non ci abita. Sapete, Andreotti, il potere logora chi non c'era. Perché ve lo dice un immigrato, ma i numeri ce li dicono le indagini di Paolo Natale, che è docente di scienze politiche, consulente Ipsos, e scrive anche su gli statigenerali.com. Milano è sempre un gran Milano. Scusate se mi esprimo in un idioma che non è il mio, ci provo. 85% giudizio positivo, e sono stati contattati 2000 campioni rappresentativi di tutte le zone, dalla stazione centrale, dall'Ortica, la banda dell'Ortica, Trenno, Gratosoglio, via Padova, via Ripamonti, Corso Venezia, fino al Corvetto. Quindi ci sono dei dati che sono veramente anche sorprendenti. Per esempio, le periferie trascurate è un'accusa che, adesso al di là dei colori politici, di solito in città si rivolge sempre, persino nei paesini, dalle mie parti, magari il sindaco di Azzano è accusato. Una volta c'erano solo leghisti, poi sono venuti quelli di sinistra, ma per esempio quelli di Corva accusavano Corva è una frazione di Aviano e quindi è di Azzano, fa parte un po'. Eppure invece la percezione è diversa, perché dunque la sensazione che le periferie siano trascurate è maggiore nel centro città rispetto a chi vive, cioè le periferie trascurate sono trascurate secondo il 74% di coloro che risiedono in centro, e il 64% di coloro che risiedono in periferia pensa che le periferie siano trascurate. Questo è interessante. Il professor Paolo Natale ci spiega un po'. È soddisfacente anche il dato sull'integrazione stranieri. I dati negativi sono il costo della vita. Quello è un dato, forse l'unico dato negativo. Cioè, si va a prendere il dato complessivo che ho detto 85%, poi lo si va a scomporre per categorie. Quello del costo della vita, quello è un dato invece negativo. E anche la percezione della sicurezza, devo dire, non è così drammatica come magari certe volte io stesso ho avuto modo di riportare. L'eccellenza, ovviamente, so perché questo avverbio non c'entra niente, però abitando e potendo comparare da immigrato i trasporti, l'89% di giudizi positivi. Non c'è niente da fare. Milano è servita metropolitana, già per chi viene dalla campagna come me, la metropolitana sembra di essere New York, a Londra. A Londra non sono stato mai, a Parigi sì, però ci sembra di essere fantastico. E tra l'altro c'è anche da dire che le classifiche sia di Italia Oggi che anche quelle del Sole 24 Ore in effetti mettono Milano number one, diciamo come qualità della vita la miglior città italiana. Però ci sono classifiche che la mettono agli ultimi posti nell'inquinamento in Europa. C'è sempre Italia Oggi, la miglior città, però penultimo posto come percezione della sicurezza. Quindi è chiaro che non è tutto oro su quello che luccica, però ci sono, diciamo, situazioni
che vanno comprese e filtrate secondo la realtà in cui noi andiamo a gettare lo sguardo. Per esempio, l'inquinamento, d'accordo, però chi abita in quest'area, quella di Via Bellerio, che è il quartiere Affori, attraversa la tangenziale e ha il Parco Nord. Il Parco Nord è uno spettacolo, il Parco Nord è proprio, entri in una dimensione anglosassone, ti sembra di essere a Londra, eccetera, eccetera, ma è gigantesco, è grandissimo, tra l'altro si estende per una dozzina di chilometri e oltre, quindi lì mi sto abbandonando alla mia solita passione. Milano seduce, insomma. E invece prima con Corrado Ocone andiamo a fare un'analisi di quanto sta succedendo a livello politico alla luce del pensiero liberale, perché Corrado Ocone, che sarà il nostro ospite alle 13.35, ha diciamo comparato la situazione attuale a quella degli anni '80, quando comparirono sul panorama internazionale Margaret Thatcher, Ronald Reagan e il pensiero economico liberale di Milton Friedman, al quale loro si ispirarono. E per esempio chi vi parla non ha mai nascosto l'idiosincrasia. Io da preleghista, da Furlan, simpatizzante del movimento Friuli, ho odiato profondamente Margaret Thatcher per quello che ha fatto agli irredentisti irlandesi, è stato atroce. Da figlio d'operai ho detestato enormemente i pestaggi, le manganellate che lei ha fatto subire ai minatori scozzesi. Da persona assolutamente inclusiva ho detestato le leggi omofobiche, praticamente non potevi parlare bene dei gay, quindi eri premiato se ne parlavi male. Era l'88, quindi neanche così tanto lontano, non neanche gli anni 50. Detto questo, uno usa il cervello e sa e capito benissimo che gli anni di Margaret Thatcher hanno traghettato il Regno Unito da una situazione drammatica, erano peggio dell'Italia. Me lo ricordi? Cioè, aspetta, ero ragazzino, magari quello che leggevi sui giornali, quello che vedevi dai telegiornali, dai servizi televisivi, un'Inghilterra veramente miserabile, povera, ma anche dalla qualità dei loro prodotti televisivi, per esempio, capivi che era veramente messi male. Con Margaret Thatcher ha cambiato completamente pagina ed è diventata l'Inghilterra un paese leader davvero a livello mondiale. E mi sono fatto prendere. Allora, l'analogia è oggi pensando a Milei, quello della motosega, che è portatore sano di pensiero liberale, voglio abbattere lo Stato, io odio lo Stato, sono dentro lo Stato per distruggerlo, ha detto. Donald Trump, che è un liberale un po' però più, diciamo, sui generis, perché non metterci dentro, se volete, anche Giorgia Meloni. Insomma, ci sono dei leader politici che si stanno riferendo al pensiero liberale e la comparazione però tiene presente le differenze, cioè negli anni '80 valeva, quando si pensava in economia, valeva proprio l'idea di Milton Friedman. In economia il bene supremo è il profitto, perché il profitto permette all'economia di funzionare. C'è anche una sua logica, insomma. Invece nel corso degli anni c'è stata una sorta di sovrapposizione, quindi il profitto è diventato poco etico, quindi si è andato in cerca di il capitalismo cognitivo, si è andato in cerca di valori e si sono sovrapposti i piani di analisi. Quindi non c'è più la bestia da affamare di cui parlavano Thatcher e Reagan, la bestia da affamare è lo Stato. Quindi abbassare le tasse per obbligare lo Stato a diminuire i suoi costi. Il quadro attuale presenta delle differenze e c'è anche l'idrauocchista da tenere presente. Allora, grosso modo, questo è il quadro
della giornata di oltre la pagina, e andiamo allora ai genetriaci ricorrenze e commemorazioni veri e propri. E siamo lo scopriamo insieme, lo scopriremo solo sfogliando. Siamo non siamo più? È sparito? No, che c'è, guardalo lì che c'è. Intanto siamo ormai ai sgoccioli di Frimaio, mese del calendario repubblicano, 28° giorno di Frimaio. Per tutti è un mercoledì, miarqui 18 dicembre, anno domini 2024, che dir si voglia. Oggi è la giornata internazionale dei migranti. E musica per voi. Ci sono naturalmente scusate, le proiezioni demoscopiche, ma c'è anche musica per voi che è connessa strettamente alla rubrica dei genetriaci. E ho messo la lista per Lorenzo il Magnifico, che ha avvicendato i suoi colleghi, che si presta a farmi da badante. Allora, oggi bisogna essere un po' rock, perché oggi è il genetriaco di Keith Richards, 81 anni. Insomma, Keith Richards vuol dire Rolling Stones. E ormai aspettiamo le 13. Alle 13, anche se è una giornata fredda, mi mandi, non so se l'ho messo per primo, Wild Horses. È un brano che io sono cose che ovviamente non mi prendo sul serio, cerco di scherzare, però ci sono ascoltatori che condividono con me un'idea della musica, e agli amici con i quali c'è questa come dire condivisione di sensi musicali. Allora, Wild Horses per me il modo migliore per ascoltarla è in estate, luglio-agosto, notte piena, non prima delle 2:30, 3 di notte. La si ascolta a volume non troppo alto, però non con le cuffie, mi raccomando. Si deve spegnere il condizionatore, perché bisogna sudare, bisogna proprio ascoltarla in mutande, possibilmente box, che le mutande non mi piacciono, canottiera, canotta, sudore che ti viene giù da tutte le parti, caldo pazzesco, sigaretta, non dico la marca per non fare la pubblicità, se uno preferisce il sigaro io sono per la sigaretta, e un bel, a me personalmente rum, se no anche un whisky, un bourbon con ghiaccio. Tu te l'ascolti, boccata di sigaretta che fa malissimo, sorso di whisky o rum che fa malissimo, e ascolti i Rolling Stones. L'allegro chirurgo, l'ex sindaco di Roma, Ignazio Marino, venne beccato e lo stigmatizzarono, ne ha fatte di gaffe. Vi ricordate, un giorno fu addirittura smentito dal Papa davanti a lui, fisicamente, ce l'aveva mai detto io questa cosa. Andò a vedere un concerto di Rolling Stones, credo al Circo Massimo, adesso pochi anni fa, e gli scappò detto, e poi dicono che la droga fa male, perché pensate, Keith Richards a 81 anni, saranno passati meno di 10 anni, quindi era ultra settantenni, e questi saltavano e sgambettavano che neanche i ventenni si sgambettano, robe da pazzi. Ho visto le massime, abbiamo visto tutti le immagini, ancora adesso sono incredibili. Ignazio Marino fu stigmatizzato. Allora, genetriaco di uno dei fautori della pittura informale, che prese piede nel tardo Ottocento e poi invase anche il mercato, perché poi la pittura informale è diventata anche fattore di mercato. Paul Klee, che si pronuncia Klee proprio. Io
quell'anno fugace, mi ricordo, avevo fatto anche un esame di storia dell'arte, mi scappò un CLI. No, si dice CLE. Tedesco, svizzero-tedesco, insomma. Aveva, non so se la mamma svizzera o la mamma tedesca, lui cambiò cittadinanza. Una bellissima frase di Paul Klee, mi è piaciuto moltissimo, un aforisma suo che ho trovato: il disegno è l'arte di portare una linea a fare una passeggiata. Che bella quella. Ve lo dice chi adesso ormai da mesi non riesco più, non posso più purtroppo, ma ve lo dice chi ha la passione del disegno, non il talento, la passione c'è però, la passione c'è. Il talento ormai si può anche farne a meno, basta un risultato decente e passabile. Il disegno è l'arte di portare una linea a fare la passeggiata. Bellissimo. C'è un messaggio, primo messaggio che è arrivato, eccolo, puntuale, Stefano del Brembo. Allora, grazie per i complimenti, sempre un bacio alla Lisetta, Stefano c'ha la fissa. E un pensiero anche a Gorizia, la bellissima Gorizia, la capitale isuntina. Ha ragione Stefano, è un cameo. Gorizia è molto molto bella. E poi attaccato attaccato a Gorizia c'è Grado, che te la raccomando, insomma, cioè, siamo a livelli altissimi. Beh, d'altronde questa è l'Italy, non manca la bellezza, non manca, forse manca altre cose, probabilmente lo Stato, o forse ce n'è troppo, anzi, manca uno Stato che funzioni, perché lo Stato che, a prescindere dai governi, che è nato male, fatto male, aveva ragione Cattaneo, ma hanno voluto il Carbonaro e adesso ne paghiamo le conseguenze con tutte le malfunzioni che vediamo. Ma Wild Horses. Wild
Allora, riprendiamo i genetriaci. Eravamo partiti da Paul Klee. Proseguiamo. Qui ci sono due cifre, due date differenti. Tant'è che uno l'avevo letto, Joseph Vissarionovich Dugashvili, Joseph Stalin, che quindi ha compiuto gli anni 2 volte. Allora, uno scrittore e l'ingegnere dell'animo umano. Poi un pittore, è stato inserito nella scuola Naif, divenne anche celebre e famoso perché credo fossero i tardi anni 70, o forse i primissimi anni 80, ci fu uno sceneggiato televisivo, adesso lo chiamano fiction, dedicato ad Antonio Ligabue, con un'interpretazione, io non l'ho neanche visto, ma ho visto solo degli stralci, diciamo così, l'interpretazione di un attore che è scomparso recentemente, è eccezionale. E lui era nato in Svizzera, la mamma era di Belluno, originaria. Il papà invece, Ligabue è il cognome dell'uomo che sposò sua madre, ma non era il suo padre biologico. Lui addirittura era convinto che il marito di sua madre avesse ucciso gli altri due fratelli usando del veleno, ma era chiaramente una figura molto particolare. I suoi quadri i suoi dipinti sono davvero però colpiscono molto. Ci sono le tigri, no? Queste tigri così potenti, ci sono questi autoritratti. Poi abbiamo Jules Dassin. Ero convinto fosse di origine francese, invece di origine russa e americano-statunitense. 2 nomination dell'Oscar, è stato il regista di un celebre film, Top Capi, se non sbaglio con Melina Mercuri, che è stata una celebrità amatissima in Grecia, credo sia stata anche ministro addirittura poi in Grecia. E poi abbiamo, quando c'era la politica, Willy Brandt, quindi un esponente tedesco, credo sia stato anche presidente di Commissione europea. Stiamo parlando comunque di livelli notevoli. Finché esiste la fame, la pace non può prevalere. Una delle sue frasi che mi hanno colpito. Poi abbiamo la pin-up Betty Grable, poi ancora ha allenato dalle tue parti, Lorenzo, portando il Perugia al secondo posto imbattuto, Ilario Castagnier di Vittorio Veneto. Vittorio Veneto che è molto bella, cittadina in provincia di Treviso, molto molto bella. E pensa che Ilario Castagnier ha allenato anche il Milan e l'Inter. Però lui si è affezionato ha allenato Milan e Inter, ma poi alla fine so che si è affezionato moltissimo alla tua Umbria, a Perugia. Non so se per voi ternani, ma perché aveva giocato lui da giovane, era stato un giocatore, non so se è arrivato alla Serie A, al calcio professionista, credo di sì. E aveva no? No, Serie B. E aveva sposato sua moglie era, non so se fosse ancora viva, lui è morto un anno fa, un'umbra, una perugina, e alla fine è tornato a vivere lì ed è morto lì, si è spento a Perugia, che comunque è una città che rientra nel novero illimitato delle bellezze made in Italy. Oggi abbiamo anche, qui bisognerebbe chiamare Vincent Vega, perché è uno dei suoi registi più amati, Steven Spielberg.
Steven Spielberg, che chiaramente la sua carriera, non so quanti 3 Oscar, non so quanti nomination. Una sua frase è mi guadagno da vivere sognando. Guarda se me lo trovi, scusa se ti prendo il contropiede, ma la colonna sonora dello Squalo, che è il film che gli ha dato una celebrità internazionale, ton 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 ton, è non te l'avevo messa in scaletta, mi è venuto in mente adesso che si poteva mettere. Ehm, ecco, sentiamola insieme. Il film che tutti mettiamo a Ferragosto nel play del lettore DVD o Blu-ray, Lo Squalo, il primo grandissimo, grandissimo successo, pensate, io mi ricordo ancora, ero bambino e, credo fosse un telegiornale, di quelli dell'1, delle 3 ore 13, con la rubrica dedicata al cinema. Si parlava di questo, forse l'aveva presentato a Venezia o a Cannes, non mi ricordo, e che aveva presentato un'opera interessantissima, che ne facevano di lui in prospettiva un grandissimo regista impegnato, ed era Duel. È un film che anche quello ve lo raccomando, è un film, sbalorditivo per come si sviluppa. Poi ebbe il primo successo con Sugar Express, e lì abbiamo lo spirito un po' di Spielberg, questo inseguimento interminabile, di una coppia un po' di sbandati che rapiscono un vice sceriffo, un poliziotto, e poi arriva, se non ricordo male, arriva Lo Squalo, che è del 75. Io l'ho visto al cinema per un mese, non facevo altro che parlare. Per fortuna mi ricordo che però anche in classe, c'era più di qualcuno che l'aveva visto, e comunque anche lui parlava a sua volta, perché è un film che aveva colpito tantissimo. Era un periodo in cui nei paesi, nei comuni c'erano 3, 4, 5, 6 sale cinematografiche, e ha avuto una storia, molto travagliata, perché non riusciva Spielberg, a portarlo a termine, perché lui aveva insistito per fare le scene all'aperto, solo che c'era sempre qualche particolare. Per esempio c'è una scena dove, a un certo punto compare, sapete, gli aerei con lo striscione, col banner pubblicitario, che non c'entrava niente, o altre cose di questo tipo. Quindi stava perdendo tantissimi soldi, e alla fine, ha scelto di realizzarlo in vasche molto grandi, eccetera. E mi ricordo che all'epoca, ma non solo noi spettatori, perché insomma anche se sei un ragazzino, perché anche un ragazzino ha spirito critico e di osservazione, gli manca l'esperienza al dodicenne, tredicenne, ma non, la capacità di discernimento. Anzi, che bravo Spielberg, ma hai visto che bravo, come centellina l'apparizione dello squalo, come te lo fa vedere poco, solo a colpi, te lo fa intuire. E il segreto del film è proprio questo usare con parsimonia l'immagine della bestia, della belva marina. Questo
E invece l'ho letto di recente, lui praticamente è rimasto senza soldi e non ha potuto sviluppare perché, nel film c'è chiaramente lo squalo, costruito meccanico e lui però non ha potuto costruirlo intero, eccetera, quindi ha dovuto risparmiare le scene perché aveva finito i soldi, pensa un po'. E da lì poi nasce la leggenda che tutti conosciamo di Steven Spielberg. Allora, un attore, grandissimo interprete, secondo me avrebbe meritato l'Oscar, neanche una nomination non gli han dato per Quei bravi ragazzi. Ray Liotta, che è scomparso, anche lui è scomparso recentemente, che tra l'altro cognome italiano, proprio meridionale, quindi un po', in contrasto, no, con la sua col volto, occhio azzurro, occhio ceruleo e capello biondo, il sembiante. È stato adottato da una coppia di italo-americani, invece, la sua le sue origini erano WASP, anglosassoni, insomma. E poi e questo c'è da qualche parte deve perché oggi compie 61 anni, ma ditemi voi se è giusto. Ditemi voi se è giusto. Brad Pitt non va bene così, 61 anni, sembro suo nonno io. Io sembro suo bello e bravo, sexy per le donne. Appare, in Una vita al massimo, il primo ruolo un po', dove anzi no scusate, prima ancora, perché Una vita al massimo deve essere no, La vita al massimo è dell'86, poi appare in Thelma and Louise che deve essere del 91-92, e poi lì inizia una carrierona che poi alla fine l'ha anche portato ad avere, 2 Oscar, quindi, direi che, una carriera connotata anche dai riconoscimenti alla sua, bravura. Beh, in Bastardi senza gloria, devo dire la verità, è più bravo che bello. Eh, quindi e non è che non sia bello, perché puoi essere etero finché vuoi, ma non è che puoi dire che Brad Pitt è un brutto uomo. Ehm, Anche l'ultimo sempre di Quentin Tarantino, è accaduto a Hollywood, era molto interpretazione interessanti. Allora direi che per quanto riguarda i genetriaci possiamo concludere. Mettiamo un altro intervallo musicale, una proposta musicale sempre dei Rolling Stones, delle pietre rotolanti e poi andremo a disvelare i sondaggetti.
Allora, questo messaggio è ai radioascoltatori di Radio Libertà. Grazie a tutti voi di averci seguito. L'Avvocato Risponde tornerà nel nuovo anno, sempre pronti dalle 17 alle 18 il giovedì. Nel frattempo, Allora, tanti auguri di buone Natale. Avvocato Collovati e Avvocato Leonardi. Buon Natale a tutti dall'Avvocato Colombo. Grazie per averci tenuto compagnia per tutto questo 2024. Ci vediamo a gennaio sempre a L'Avvocato Risponde. Grazie per l'anno trascorso insieme. L'Avvocato Risponde vi aspetta nel 2025. Buone feste e tantissimi auguri a tutti dall'Avvocato Russo. La prima proiezione demoscopica della giornata, il sondaggetto, è stata realizzata da Demopolis e committente 8,5, quindi Lilli Gruber, quindi sinistra proprio, sinistra piena. Vediamo come sono andate le cose. Il borsino dei partiti: Fratelli d'Italia 29,5, il PD 24, 5 Stelle 11,8, Forza Italia 9, Lega 8,7, AVS, cioè Sinistra Verdi 6,4, Azione Calenda 2,4, Italia Viva di Renzi 2 e poi il resto sono raggruppati nell'anonimato. La manovra economica del governo allora è valutata positivamente dal 15%, è il massimo fattibile considerate le poche risorse disponibili 28%, quindi il 43% ne ha un giudizio diciamo positivo, moderatamente positivo, il 44% invece negativo. Non sa il 13%. E poi passiamo al dati Istat. Eccoci qua, ecco. Ma pensa a te, ma sempre con noi ce l'hanno e basta, e lasciateci in pace, maledetti magri, avete veramente, fate i fatti vostri. Cioè io volevo dire a qualcuno guarda che magro che sei, e perché dovete? Eppure fumo, alcol, eccesso di peso e sedentarietà. Unplane, filotto, è tutta roba mia. Fumo, alcol, eccesso di peso, sedentarietà. Questo è Pierluigi Pellegrin che viene praticamente citato dalla Istat. Allora, nel 2023 come si riduce la sedentarietà? Meno 2,2% punti percentuali rispetto al 22, problema che tuttavia riguarda più di un terzo della popolazione da 3 anni e più. Il 35% siamo tutti sedentari. E sapete, quasi ci facciamo un partito, il partito dei sedentari, il partito delle poltrone. Poi abbiamo con valore... sto scherzando naturalmente, cioè non su di me purtroppo, ma se allora sono nella mezza età ormai, se non nella terza, e lo sapete tutti, cioè ve lo posso comunicare e condividere. Se non ti sforzi comunque di muoverti un po', poi i problemi aumentano e sei tu che stai male. Una passeggiatina, anche quello che potete, insomma, eccetera. Io purtroppo, no, per motivi di salute, sto cercando di andare controtendenza e vedo che è un paio di mesi che cerco un pochino di muovermi, non dico far altro, e comunque hai dei benefici, hai un ritorno, quindi poi chiaro, ci sono tanti fattori che ti portano però è tutto un complesso di cose che fa sì che io mi trovi qui. Le donne, si sa, sono scontrose, sarà perché hanno voglia di far la pipì. Nessuno, sì che la sapete sta canzone. Allora, con valori stabili rispetto al 22, la quota di persone adulte in eccesso di peso 46,3,
mentre il 15%, e lì siamo in tanti, io però sono obeso, tecnicamente sono obeso, quindi sono un passo avanti, sono più in alto in classifica, sono in zona Champions io. Il 15% della popolazione di 11 anni e più ha almeno un comportamento di consumo di alcol a rischio e il 18%, 18,7% è un fumatore. Eh, Ce l'ho tutti io questi vizi. Posso dirvi sinceramente che dell'alcol, del fumo se ne può anche fare a meno, quindi non ci guadagni molto con... Io ho la fortuna di reggere l'alcol, di poterne fare a meno, infatti adesso per motivi di salute ne sto facendo meno, non mi sono neanche accorto di fare a meno di alcol, eccetera. Però appunto eh, non serve, e se per caso poi invece lo reggi poco e per giunta rischia di portarti dipendenza, lontano come il veleno. L'unica, l'unica eccezione che mi permetto io, nonostante, come si chiamava la virologa, Viola, che quella, mezzo bicchiere di vino sei morto a sentirla. Secondo me un calice di vino a pasto ti può accompagnare dall'antipasto al dolce, un calice di vino, non servono neanche due. E il rapporto che stabilisci con quel vino è tra lui, il tuo palato, le sensazioni che ti porta, lo sposalizio con il cibo che introduci in bocca e le variazioni che vengono create grazie all'alcol, al bicchiere di vino, ripeto, meno di un calice può bastare. Per me non sono necessari o indispensabili, ma sono un gran piacere vero, reale. E poi, lo dico sempre, il fumo proprio, e invece il fumo ho riscontrato dipendenza ed è davvero una cosa orribile, una cosa che non sopporto e quella proprio non serve. Pari il 26% di bambini, eh, percentuali di bambini dei 3-17 anni in eccesso di peso, soprattutto tra i bambini fino a 10 anni, dove si arriva al 33%. Non rimpinzate i vostri bambini. E poi, magna, magna, guarda come che te son magro, e dopo mi diventi obeso. Commercio con l'estero e prezzi d'import. A ottobre si stima una flessione congiunturale più ampia per le esportazioni, meno 1,9% rispetto alle importazioni, meno 0,3%. 13:30 intervallo e poi fra 5 minuti Corrado Cone e parliamo di pensiero liberale. Avete ascoltato Che giorno è? Scegliete la vita. Scegliete un lavoro. Scegliete una carriera. Scegliete la famiglia. Scegliete un maxi televisore del cazzo. Scegliete lavatrici, macchine, lettori CD e apriscatole elettrici.
in onda Oltre la pagina. Oltre la pagina con il primo ospite della giornata, Corrado Coni, che abbiamo in collegamento Skype e che saluto e ringrazio naturalmente per la sua partecipazione. Benvenuto. Grazie. Allora, intanto oggi potete leggere Corrado Cone sempre su Libero, si parla del, potremmo dire, il sale della democrazia, il dibattito, il conflitto. La vera politica è fatta di conflitti, di idee. Però facciamo un passo indietro e riprendiamo un'interessante analisi che lui ha pubblicato sempre su Libero. Allora, vediamo, ci sono alcuni problemi, si è frizzato, credo, bloccato, frizzato, schipe. E allora, adesso cerchiamo di ripristinare il collegamento e intanto vi introduco solo qualche istante di pazienza. E come vi dicevo anche comunque nella prima parte, in fase di presentazione di Oltre la pagina, l'analisi di Corrado Cone parte da una comparazione tra i tempi di oggi e quelli dei primi anni 80, 40, quasi 50, no, più di 40 anni fa, ecco, no, 59, ma più di 40, sì. Ci sono delle analogie, perché c'era un Occidente allo sbando, c'era stata la crisi del petrolio del 73 che aveva veramente creato grossi solchi di disagio, c'era l'ideologia, quella diciamo di sinistra, che aveva veramente ammorbato l'aria. Se andate a vedere certi slogan, certe manifestazioni, non siamo lontano, non siamo per nulla lontano al wokismo, no? Al pensiero woke, alle farneticazioni, ai fanatismi del pensiero woke dei nostri giorni. E però forse anche perché le persone non ne potevano più, erano stanche, forse sta di fatto che le cose cambiarono, poi purtroppo tornarono sempre nella stessa direzione, ma intanto cambiarono. E gli anni 80 poi, negli anni 80 si respirò decisamente un vento diverso, una situazione diversa, e il motore di questo cambiamento fu sicuramente l'economia, perché il pensiero liberale portato avanti da Margaret Thatcher, da Ronald Reagan, ma a me viene in mente anche per esempio Bettino Craxi, perché Bettino Craxi con il referendum sulla scala mobile, piaccia o dispiaccia, a parte che lo vinse, e chi vince festeggia e chi perde spiega, diceva Lippi, l'allenatore di calcio. Ma comunque il blocco della scala mobile comportò il fatto che non ci fosse più un'inflazione, e devo dire che in quegli anni tutti registrammo a tutti i livelli, compresi noi operai, io ancora forse non lavoravo, però comunque i miei genitori sì, eccetera, ci fu un miglioramento del potere d'acquisto enorme. Poi anche una liberalizzazione nel mercato del lavoro, perché vincendo il braccio di ferro con i sindacati, Craxi impose quelli che adesso sono addirittura, se ne abusa oggigiorno, e questo a distanza di tanti anni possiamo dire che ha deteriorato, ma non è colpa di quel provvedimento, perché i contratti a progetto, i contratti di formazione che nacquero
grazie a Craxi, credo nell'86. Io ripeto, il mio prisma è al focus sul Triveneto, sprigionò il mercato del lavoro, perché in quegli anni lì il problema grosso era la disoccupazione. Io sto parlando sempre del Triveneto, se mi ascoltate da altri luoghi d'Italia e non vi confinfera, come diceva quello, cercate di capire, insomma, ma in quella situazione nel Triveneto la disoccupazione era veramente il male, il gran male del mercato del lavoro e dell'economia. I contratti a progetto sprigionarono risorse, energia, la capacità di impresa venne premiata, eccetera, eccetera, eccetera. Adesso tanti aspetti sono simili, ma ce ne sono altri che invece sono diversi. E allora abbiamo ripristinato il collegamento, questa volta al telefono, con il dottor Occone, che saluto e ringrazio di nuovo. Bentornato ai nostri microfoni. Allora, Occone. buongiorno di nuovo, scusate per l'inconveniente, non so su Skype cosa è successo. Niente, io in pratica in questo articolo che uscì qualche giorno fa sul Libero, nasce sostanzialmente da l'idea di fare un paragone fra gli anni 80 ed oggi, perché Milei in qualche modo assomiglia moltissimo alla Thatcher, o quantomeno non c'era stato dopo la Thatcher un esperimento liberal-liberista così spinto come quello che ha teorizzato prima e sta attuando adesso Milei in Argentina. Quindi tutti questi anni abbiamo assistito a varie diciamo leadership di destra, di sinistra, più o meno liberali, più o meno socialisteggianti, eccetera, però un politico, uno statista dichiaratamente e decisamente liberale e birista come Milei non c'era stato più. Ovviamente la signora Thatcher riuscì a fare la sua politica perché in qualche modo anche aveva la sponda americana in Ronald Reagan, il quale anche lui mise in atto tutta una serie di politiche liberali e soprattutto, come è noto, fu molto assertivo in politica estera, tanto da portare sostanzialmente alla fine dell'impero sovietico. Assertiva in politica estera fu pure la signora Thatcher, come vi ricordate tutti, insomma, della guerra alle Falkland, eccetera. Quindi era quello della Thatcher, quello di Reagan era un liberismo con diverse tinte, con diversi accenti, anche coltivato in una salsa, diciamo, nazionalistico conservatrice. Entrambi intendevano rifare grande i loro paesi, l'America che usciva dalla guerra del Vietnam, dalla contestazione, Reagan l'Inghilterra che invece era in preda agli scioperi e ad una recessione economica, la Thatcher. Quindi Milei ha in qualche modo come sponda americana Donald Trump, il quale sostanzialmente non può essere paragonato agli altri tre esponenti di questa vicenda, perché il suo non è fino in fondo, almeno dal punto di vista economico, un liberalismo, però sicuramente Trump, come abbiamo più volte detto, forse anche in questa trasmissione, svolge una funzione liberale e quindi in qualche modo il paragone regge in piedi. Che cosa significa che svolge una funzione liberale? Secondo me Trump svolge una funzione liberale, a parte il fatto che provvedimenti come la creazione di un organismo per la semplificazione affidato a Musk, oppure provvedimenti come l'attenzione costante alla classe media sono squisitamente liberali, ma a parte questo ciò che contraddistingue Trump da Milei e da Reagan e da Thatcher è che
Trump è un politico del nostro tempo, nel senso che dagli anni 80 a oggi è successo qualcosa di allora non previsto, non prevedibile. Allora c'era un mondo diviso in due, che appunto Reagan e la Thatcher, insieme forse anche all'azione di Papa Wojtyla, contribuirono a dissolvere. E oggi non c'è più un mondo diviso in due, c'è un mondo multipolare, ma nel frattempo le società occidentali hanno perso sicurezza in sé, soprattutto per l'avvento di una cultura che è la cultura woke. E Trump, che è una cultura per sua natura, come abbiamo detto più volte, intollerante, pervasiva, escludente, quindi che evita il confronto con le altre opinioni che vengono etichettate a priori come indegne o immorali. E quindi a questo punto era necessaria una reazione liberale, e Trump, pur non potendosi definire liberale in senso classico, svolge una funzione liberale perché sostanzialmente Trump prende la voce, vuole rappresentare la voce degli americani dimenticati, degli americani esclusi, degli americani che si vedono ogni giorno ammansire dalla TV, dalla radio, dai giornali, insomma le lezioncine morali della classe, dell'elite culturale dominante. Quindi Trump svolge una funzione liberale, fa anche delle politiche liberali, non è liberale in un senso classico. Milley è un liberale nel senso classico in cui lo era in qualche modo la Thatcher, e quindi con una forte accentuazione liberista. Però anche Milley è ben consapevole della pervasività della cultura woke, e anche Milley insomma si propone di combatterla, lo ha detto anche qui a Roma negli interventi pubblici che ha avuto, l'aveva detto la settimana prima a Buenos Aires nel corso dell'internazionale, quando aveva lanciato la proposta di un'internazionale delle destre. Quindi Milley, pur accentuando l'aspetto economico, ed è necessario che faccia così perché, come sappiamo, l'Argentina proviene da una crisi economica spaventosa, pur accentuando l'aspetto economico, è convinto che oggi la battaglia non si compia più solamente a livello economico, ma anche a livello culturale, perché in qualche modo ritorna il discorso che abbiamo fatto tante volte pure in questa trasmissione, cioè quello che si è realizzato a partire dagli anni 90 è stato in qualche modo un matrimonio impuro fra la grande economia, i grandi mercati finanziari, le multinazionali e la cultura woke. Questo né Thatcher né Reagan avrebbero potuto immaginarlo. La Thatcher e Reagan vivevano ancora in un mondo in cui i capitalisti erano i capitalisti, pensavano a fare profitto, come aveva insegnato d'altronde Friedman, che è d'altronde anche uno dei maestri di Milley, da lui più volte citato anche a Roma. E quindi oggi però non è la battaglia si compie su tutti e due i versanti, poi qualcuno come Milley può accentuare l'uno per le specificità nazionali, ma la battaglia liberale la si compie insomma combattendo sia sul piano dell'economia in senso stretto, sia sul piano dei simboli, della cultura, dell'immaginario comune, perché appunto questi due ambiti distinti e separati si sono con il tempo uniti, e oggi assistiamo ad un capitalismo woke che va smantellato, perché in qualche modo è la contraddizione stessa del liberalismo. Quindi l'alleanza che si è realizzata fra una sorta di neoliberalismo finanziario e la cultura woke esige una risposta che agisca su entrambi gli ambiti, quindi una critica fondamentale alla cultura woke, un'opera di liberalizzazione quando più possibile possente. Venendo poi all'Italia, è logico che in Italia le condizioni per realizzare un programma come quello di Milley non siano delle più propizie. Ecco.
non siano le più propizie, però avere sempre in mente il fatto che anche il nostro Paese ha necessità di avere una iniezione, diciamo così, di liberalismo, di liberalizzazioni, di privatizzazioni, credo che sia necessario. E insomma la battaglia mia e di altri amici è proprio quella di, come posso dire, aumentare il tasso di liberalismo all'interno comunque di una parte politica, la destra, che sostanzialmente che sta svolgendo una funzione liberale e che è l'unica parte politica che può scegliere i liberali. Da questo punto di vista va bene anche avere diverse sensibilità. Per esempio, probabilmente c'è anche, soprattutto in Fratelli d'Italia, una destra sociale che non è propriamente liberale, però secondo me esistono anche battaglie, esistono proprio anche sensibilità forti liberali, non solo in Forza Italia ma anche nella Lega, perché per esempio anche insomma la ricerca di un federalismo, di un'autonomia, chiamiamola comunque, diciamo, di un potere più vicino ai cittadini, di un decentramento, è qualcosa di tipicamente liberale, perché e quindi insomma secondo me da un punto di vista ideale un liberale oggi, come abbiamo detto altre volte, non può non votare a destra. Per chi è poi liberale in senso proprio specifico, il suo compito è quello in qualche modo di accentuare questa sensibilità all'interno di un insieme di culture politiche che comunque vanno a comporre la destra che è oggi al governo. Riandando indietro appunto nella memoria, no? Oltre 40 anni fa, vado proprio in modo molto un po' alla carlona, però allora una parte in comune, lo dicevo anche in presentazione, un aspetto comune agli anni odierni e di oggi era la crisi, la difficoltà economica conseguente alla crisi del petrolio, e poi c'era anche una saturazione dell'eccesso di ideologia che arrivava da sinistra, perché anche se il dottor Ocone è molto più giovane di me, in realtà abbiamo più o meno la stessa età, e lui si ricorderà come certi slogan di sinistra, se li vai a vedere, anche uno se va a vederli li ritrova grazie a Google eccetera, non sono poi così tanto diversi dalle farneticazioni che sentiamo adesso. Addirittura ci sono i pro-pal, ci sono i paternalismi eccetera, il patriarcato, chiedo scusa, eccetera. Però c'è un quadro dove si differisce. Allora, queste sono analogie che lei stesso insomma ha riassunto nell'articolo, però mette anche sull'avviso, attenzione, che non è la stessa cosa rispetto a 40 anni fa. Cioè questo inestricabilità tra l'economia e l'etica naturalmente vista solo in chiave progressista, senza, cioè l'etica a senso unico. L'etica è quella che dico io, quella che dici tu invece è sbagliato, perché funziona così grosso modo. Ecco, questo è un ostacolo. Lei dice alla fine, scrive che possiamo essere ottimisti, lei scrive. Un attimo, le lascio subito la parola, mi perdoni. Possiamo essere ottimisti, lei scrive, però appunto avvisa che ci sono questi aspetti che magari 40 anni fa non erano così forti. Assolutamente, no, io poi penso anche questo, che c'è anche una differenza sociale, perché allora è vero che c'era un clima sociale molto ideologizzato, simile per molti aspetti, anche forse in maniera anche più violenta a quello odierno, però ecco, in qualche modo l'establishment, diciamo così, era ancora su posizione, cioè da una parte c'erano i padri che tenevano in mano il potere, e dall'altro c'erano i giovani che contestavano il potere. Ora questi giovani sono diventati il potere. L'establishment attuale sono probabilmente quei giovani protestatari, e hanno portato con sé appunto una visione del mondo che poi ha fatto sì che
che conquistasse il mondo manageriale, conquistasse il mondo della finanza, eccetera. Quindi questo, diciamo, l'ottimismo, la speranza mi era stata un po' trasmessa, devo dire, perché questo articolo è stato scritto dopo aver seguito una conferenza che ha tenuto al quotidiano Il Tempo Milei, e Milei appunto ho visto che insomma ha tenuto una lezione molto dotta da professore di economia, direi prima che da politico e statista, però anche trasmesso in tutti noi che lo stavamo a sentire una forza che forse ci manca a noi, cioè la forza dell'ottimismo, la forza della speranza. E ho anche riflettuto sull'importanza anche in un ambito liberale del mito in politica, come posso dire, cioè quando lui grida viva la libertà, carajo, eccetera, in qualche modo ha infiammato un po' il cuore di noi liberali e ci ha portato automaticamente, come posso dire, a credere di più nei nostri valori, ad agire di conseguenza, quindi con un'ottica sul futuro. Quindi questo è un motivo, diciamo, individuale di speranza, ma poi la speranza è che questo meccanismo talmente assurdo del woke, anche grazie al cambio di vento politico, possa poco alla volta dissolversi, e qualche segnale ci sta, insomma, qualche crepa. Pure io l'ho segnalata sul Libero, per esempio è sorto un fondo di finanza che esclude le aziende che seguono l'agenda woke, insomma tante altre piccole cose. Ecco, dottor Occone, sì. abbiamo ancora 2 minuti, ci tenevo. Sì. Chiedo scusa per l'approssimazione, No, anche per una certa grossolanità mia adesso nella domanda che le faccio, però siccome io c'ero, e guardi, di sinistra no, anarcoide, tra anarcoide e qualunquista, perché neanche di destra, perché insomma, per me il fascista è sempre stato, perché li ho visti, il fascista era quello che picchiava l'operaio che voleva fare lo sciopero, quindi figuratevi se io, però no, mi perdoni, mi faccia finire. Quello che ho visto, quello che ho vissuto, ero adolescente, è che non ne potevamo più dell'ideologia di sinistra. Ci aveva veramente massacrato le gonadi, non se ne poteva più, non ne potevamo più, avete stufato, perché a un certo punto noi qualunquisti o anarcoidi come me, ed eravamo la maggior parte, ci sentivamo compressi da questa ideologia che ci impediva di esprimerci. Se parlavamo di calcio, qualunquista, se parlavamo di ragazze, qualunquista, non andava bene neanche parlare di libri, di letteratura, perché comunque no, i problemi ne avevamo piene le scatole, ed è straboccata questa nausea che alla fine siamo riusciti almeno quella volta a mandarli a casa. Può succedere anche adesso una cosa del genere? Può succedere una cosa del genere? Sicuramente che si parlava di riflusso. Ma voglio dire, dottor Occone, potrebbe verificarsi qualcosa del genere, perché stanno veramente esagerando. Direi che non solo potrebbe verificarsi, ma qualche piccolo segnale sì, infatti lo stavo dicendo, sia possibile intravedere, e in più il fatto insomma, la nostra parte del mondo è comunque sempre guidata nell'immaginario dall'America. Il fatto che in America ci sia Trump, che anche alcune delle maggiori università si stanno ricredendo ecco, sarà una battaglia difficile perché insomma ormai hanno conquistato tanto terreno, però forse un nuovo riflusso, per dirla con i termini che si usavano allora negli anni '80 per indicare l'avvento di una nuova stagione meno politicizzata, un nuovo riflusso potrebbe accadere, ecco. E allora per una volta, contrariamente a quello che io sono sempre un po' pessimista, invece credo che dare uno sguardo alla possibilità che ciò accada non solo fa bene, ma significa guardare qualcosa che può accadere, perché insomma la misura è colma. Dottor Occone, grazie ancora, grazie a Corrado Occone, noi continuiamo sempre a leggerla sul Libero, grazie ancora e a risentirci presto. A presto, grazie.
Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Eccoci di nuovo in diretta in simultanea con voi quando sono scoccate le 14.06. Oggi genetriaco di Keith Richards e quindi Rolling Stones come se non ci fosse un domani. E poi dite che vi tratto male. Andiamo a dare un'occhiata ad alcune notizie. Allora, tra poco Stefano Candiani per cui Parlamento, poi ancora Rolling Stones e poi segui la Lega. E segui la tosse. Se volete 02 92 94 7222 per intervenire in diretta, scusate. Sorella tosse. Zelensky ammette: non abbiamo le forze per riconquistare la Crimea, il Donbass. Il racconto spettato della prima battaglia dei soldati di Kim in Ucraina. I russi bruciano i loro volti per renderli irriconoscibili. Il ministero del porto russo di Novorossiysk che finanzia la guerra, perché Kiev non lo colpisce? Cosa c'entra l'Italia? Pavia, mamma e bimbo morti durante il parto, indagine interna al San Matteo. Diario della risalita dall'abisso, 4 giorni al buio, 159 soccorritori. E la ragazza, questa speleologa che è rimasta incastrata, mi ha dato uno spaccato di come sia anche cambiato, parlando no, con Ocone, le comparazioni eccetera. Lì sui social era tutto un inveire contro questa giovane speleologa che per la seconda volta ha commesso l'errore ed è rimasta imprigionata. Ed è stato terrificante, perché leggevo quello riportato sui giornali: lasciatela lì, non merita. Ho pensato intanto che non è cambiato il sentimento, perché 40 o 50 anni fa probabilmente queste persone lo avrebbero detto, però consapevoli di quanto comunque non fosse condivisibile una crudeltà del genere, lo confidavano tra amici, in salotto o al bar davanti al caffè, non lo rendevano, non esternavano pubblicamente. Forse c'era ancora l'eredità della cultura cattolica che ti impediva di avere sentimenti cattivi, sto semplificando molto. Invece adesso ci si sente autorizzati a esprimere concetti. Questa ragazza stava per fare la fine di Alfredino Rampi. Credo che lasciatela lì eccetera sia non merita, siano pensieri molto 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 crudeli, ma non entro nella crudeltà. 80 anni fa l'uomo ha inventato Auschwitz, quindi gli esseri umani si potevano chiamare esseri umani. È il modo di la banalità del male, che direbbe disse Arendt. Però comunque nel momento in cui vedi il modo in cui si esplica questa banalità del male, rimani colpito, prendi atto del cambiamento dei tempi. Ancora dal Corriere Repubblica: il giudice dall'ok al patteggiamento di Toti, 2 anni e 3 mesi per corruzione, lavorerà alla Lilt. Meloni al PD: Musk è mio amico ma non prendo ordini, vi ha reso sovranisti. E poi ANSA: Zelensky, non abbiamo forze per riprendere la Crimea e il Donbass. Meloni, accordiamoci per il voto sulla manovra senza fiducia. Manovra in aula alla Camera domani alle 8, voto finale venerdì. E poi abbiamo Dagospia, Taylor Mega, che poi si pronuncia Mega o Miga, che deve essere Furlana lei se non sbaglio. Taylor Mega chiaramente è un nom de plume, che poi non de plume, nome d'arte si dice. Dove sia l'arte lo lascio dire a intendere a voi. Se sono geloso di Giulia De Lei, vabbè, possiamo anche andare oltre. Pellegrini. Non viene eletto Massimiliano Romeo, ma il fratello di Filippo Champagne, il nuovo segretario della Lega Lombarda, si autosbertuccia per la parentela con Filippo. L'influencer famoso per spendere migliaia di euro durante le serate nei locali milanesi.
insieme a Nevio, lo stirato. Il fratello Massimiliano non ha mai risparmiato bordate a Salvini. Fa il fenomeno, non indovina una, deve essere cacciato. Sto mettendo in imbarazzo mio fratello, me ne sbatto. Vabbè, questo... Carol Bouquet è accusata di abusi edilizi e pantelleria. L'attrice francese è sotto processo a Marsala per interventi effettuati in un dammuso in zona protetta comprata 28 anni fa. Giro di Walter, l'imprenditore ed editore del Foglio Walter Mainetti, quindi non è Walter, è sotto inchiesta per bancarotta in seguito alla denuncia della SIAE. E questo sono sempre su Dago Spia, il tormentone ti spiezzo in due, il cinema vive sulle battute, sono fortunato ad averne una. Dolph Lundgren, l'attore svedese famoso per aver interpretato Ivan Drago in Rocky 4, si racconta: mio padre era violento, ho studiato arti marziali per picchiarlo, poi ho fatto terapia e l'ho perdonato. Da giovane bevevo, fumavo, ero un gangster, mi sarei autodistrutto, i miei amici sono morti per suicidio o droga, mi hanno salvato l'hockey, il karate e lo studio, la relazione con Grace Jones, lo studio 54, l'amicizia con Stallone e Schwarzenegger e il tumore che stava per spiezzarlo. Chi c'è dietro il furto del manoscritto che conteneva un'anticipazione di Spera, l'autobiografia di Papa Francesco? Il 4 dicembre un dipendente della Cosa Verlag, l'etichetta della Penguin Random House Germania, che collabora con Mondadori per la pubblicazione del libro, ha ricevuto un'email da un uomo che si fingeva il coautore del volume, Carlo Musso. Poche ore dopo il testo era online. E direi, ecco qua, Ottaviano, ora datte pace, dopo 83 ore nella grotta Bueno Fonteno in Lombardia, la speleologa Ottavia Piana è stata portata in salvo, trasferita in ospedale a Bergamo per le ferite che ha riportato nella caduta. Non si placano le polemiche per la sua imperizia, la seconda volta in un anno che decine di soccorritori devono andarla a recuperare. Il geologo Mario Tozzi è durissimo, la grotta non è un mondo per tutti, non sempre la ricerca è una giustificazione così grande da mettere a rischio la propria vita. Qualche volta faremo bene a fare un passo indietro, non significa arrendersi, si tratta di non abusare dei nostri mezzi. Orsini, presidente della Società Speleologica Italiana, per i soccorsi non pagheranno i cittadini. Ecco qua. E poi allora, Amazon impara, la P38 spara. La frase scritta col pennarello rosso sul muro di un corridoio del deposito Amazon di Milano. Scusate. Allora, facciamo così. Arrendiamoci a sorella tosse e invece ascoltiamo con attenzione Stefano Candiani per Qui Parlamento. Grazie a Lorenzo abbiamo questo contributo da Montecitorio. Qui Parlamento. No, Presidente, la prego, non si faccia crescere né le basette né la barba, sennò somiglierebbe a Maratina, il che non sarebbe un augurio. Grazie. Presidente, vede, prima qui in Transatlantico un giornalista mi chiedeva che opinione ha sull'intervento fatto dal Presidente Meloni e ho risposto in maniera molto sintetica, l'ho apprezzato perché è un intervento molto pragmatico che tiene conto di una situazione che non si può negare, anzi mi stupisce molto sempre ascoltare qualche telegiornale italiano nel quale c'è una narrazione quasi del tutto va bene che è surreale quanto una giornata nevosa al mese di agosto. È ovvio che in questo momento in Europa le cose non vanno bene, perché non è la questione solo della Commissione europea che si è creata dopo molti mesi di stallo, ma è anche la questione di paesi come la Francia, che sono instabili quanto a governo, la Germania che è in crisi e dovrà andare alle elezioni, la Spagna che è in crisi. Ecco, questo ovviamente ci porta a descrivere uno scenario probabilmente di impasse nei prossimi mesi o temo anche nei prossimi anni per quanto riguarda l'Unione Europea. In questo scenario, indubbiamente, lei, Presidente Meloni, presiede un governo e ha una maggioranza stabile come nessun altro paese in Europa oggi. Questo
è un punto di partenza importante in termini proprio di squisita osservazione politica, ma è anche una responsabilità molto forte, perché chiaramente c'è un'opportunità di leadership che il nostro paese ha e probabilmente in passato così non ha mai avuto. È evidente poi che bisogna confrontare il tutto anche con quanto sta per accadere oltreoceano. Nei prossimi mesi si insedierà il nuovo governo americano, ci sarà una nuova presidenza Trump, cambieranno anche le visioni rispetto allo status quo a livello mondiale. Ci auguriamo che questo possa produrre una giusta chiusura del conflitto tra la Russia e l'Ucraina. Ci auguriamo che questo possa preludere a una stabilizzazione nello scacchiere medio orientale. Ci auguriamo che questo possa corrispondere anche a raccordo tra l'Europa e gli Stati Uniti con l'Italia a condurre partite politiche che altrimenti, se gestite in maniera ideologica dalla Commissione europea, come stiamo vedendo anche in queste ore per quanto riguarda il Mercosur, rischiano di mettere l'Unione Europea e l'Italia in gravi difficoltà quanto a rischio di subire sanzioni economiche e contraccolpi. Quindi l'apprezzamento che ho dato prima al giornalista riguardo al suo intervento mutuava appunto da queste considerazioni: pragmatismo e consapevolezza sia del ruolo che deve giocare l'Italia, sia di quelle che sono le difficoltà che dobbiamo affrontare a livello europeo. Un livello europeo che non può essere in continuità rispetto ad ubriacature ideologiche come quelle che hanno caratterizzato la visione della transizione green, che stanno dando, cosa che noi avevamo denunciato anzitempo e abbondantemente in anticipo, danni enormi alla nostra economia e a quella degli altri paesi europei. Perché stiamo parlando di scelte come quelle sull'automotive, stiamo parlando di scelte come quelle legate all'efficientamento energetico svincolate dalla realtà, che non solo non possono essere sostenute economicamente dal nostro e dai nostri paesi, ma addirittura hanno creato un indebito vantaggio a un gigante economico come la Cina, che oggi paghiamo carne salata. Quindi troppa retorica europeista e troppa euroesaltazione autoreferenziale non va bene. Va bene invece il pragmatismo che abbiamo letto nelle sue parole. Presidente, c'è una necessità ovviamente, che è quella anche di essere molto concreti quando si parla del tema disinformazione. Attenzione, perché noi siamo portatori di valori positivi. Io non vorrei che, mutuando ovviamente da quanto è accaduto in alcuni paesi dell'est europeo, oggi si possa instaurare, chiamiamola così, una dittatura del controllo, una censura preventiva sull'opinione, sul diritto di parola, sulle libertà, a partire da quelle fondamentali che è quella di espressione del pensiero. Attenzione, attenzione Presidente Meloni, perché abbiamo subito troppe volte la dittatura della sinistra che quando perde alle urne condiziona poi attraverso i mezzi di informazione, quelli sì, veramente lontani dalla realtà, ma condiziona poi l'opinione della gente fino a deformare la realtà. Ecco, questa disinformazione con chi si arroga il diritto di dare la patente di legittimità a chi è nel giusto o a chi è nello sbagliato ci fa molta paura, e diciamo anche a lei attenzione a non assecondare per quieto vivere impostazioni europee che sono in questa direzione. Favorire attraverso regole che vincolano e bloccano l'espressione dell'opinione una sinistra che è perdente a livello continentale. C'è un vecchio detto che è il quis custodiet custodes ipsos. Attenzione, perché quando si mette qualcuno a definire chi è nel bene e chi è nel male, bisogna anche essere consapevoli che poi questo qualcuno va controllato, altrimenti siamo all'autoreferenzialità, con il rischio realmente di perdere poi il controllo delle nostre libertà. Abbiamo parlato prima delle transizioni green. Nella risoluzione di maggioranza che presentiamo è scritto in maniera molto chiara: deve esserci sostenibilità delle scelte europee. Non possiamo trascurare che quello che sta accadendo in questi giorni, e abbiamo visto la crisi dell'automotive con la Fiat e compagnia cantante Stellantis, non possa lasciarci indifferenti, perché ovviamente occorre adesso sostenere un mercato che altrimenti è in crisi, ma occorre prima di tutto cambiare le regole che hanno messo in crisi questo mercato. Occorre tempo per una sostenibilità green? Sì, certo, ma occorre anche una consapevolezza
che l'Unione Europea sta imponendo all'Europa da troppo tempo regole che non sono erga omnes, cioè che valgono per tutto il mondo, ma che valgono all'interno dell'Unione Europea per chi fa parte dell'Unione Europea, mentre il resto del mondo va in tutt'altra direzione, con un risultato che è frustrante alla fine, perché noi ci sottoponiamo a dei vincoli che gli altri non hanno, creandogli delle condizioni di concorrenza sleale nei nostri confronti e arrivando alla fine a pagare quel prezzo in termini di perdita di posti di lavoro, in termini di perdita di economia, per avere sul mercato comunque mezzi che non sono acquistati da nessuno, ma per avere un inquinamento globale che non è in relazione a quello che noi facciamo o non facciamo, ma al fatto che il mondo si è presta ad essere a superare gli 8 miliardi, poi saranno 9, poi 10 milioni di abitanti. E non sono certamente questi in Europa, come non sono europee quelle immagini che ci vengono propinate in televisione di maree di plastica che galleggia nel mare. Quelle non sono immagini che appartengono al Mediterraneo, sono immagini che appartengono ai paesi asiatici, che appartengono a qualche paese del terzo mondo non sviluppato, ma che vengono brandite nei confronti degli europei per farli sentire con la coscienza pesante. Quindi quelle regole a cui noi ci sottoponiamo, ripeto, creano una disequazione in termini di competitività e non risolvono i problemi del mondo intero. Pragmatismo e consapevolezza. Come occorre consapevolezza quando si parla di chi vuole partecipare all'Unione Europea? Oggi parliamo di Georgia, parliamo ancora e continuamente in ogni risoluzione di adesione all'Unione Europea dei paesi dell'area balcanica, per l'amor del cielo, tutto ben venga purché crei stabilità e crei ovviamente benessere e crescita. Però lo dico in ogni intervento e lo ripeto anche questa volta, poniamoci una ragione, poniamoci un limite, poniamoci una riflessione su che cosa deve essere l'Unione Europea e l'Europa, perché se è un trattato che non ha alcun confine, fra poco il Giappone farà parte dell'Unione Europea. Ma attenzione, ci devono essere degli equilibri, perché quelli che sono gli entusiasmi di qualche paese che si trova a vivere delle condizioni di estrema difficoltà, penso ai margini, penso alla Georgia, penso a tutto quello che riguarda la Romania o la stessa Ucraina, devono essere consapevoli che l'adesione all'Unione Europea non significa solamente un ombrello di tutela rispetto a un'aggressione, perché per questo ci sono altri trattati internazionali. Partecipare all'Unione Europea significa rispettare i diritti, significa avere anche un'equazione differente tra l'economia e il diritto al lavoro, significa una serie di vincoli che non sono solamente l'entusiasmo della partecipazione al primo istante, ma significa fare sacrifici che i nostri cittadini hanno già fatto e che non sono certamente sostenibili da parte di tutti i paesi che vogliono aderire all'Unione Europea. Presidente, occorre sostenibilità e lo ribadisco, attenzione al Mercosur e attenzione a quelli che possono essere i riverberi sull'agricoltura. Noi abbiamo da difendere questa agricoltura non come una semplice etichetta, ma come la spina dorsale della nostra stessa identità di paese. E occorre un'attenzione particolare sulla questione migranti. Attenzione, in Europa da troppo tempo si parla di soluzioni che non arrivano, mentre in Italia ci troviamo addirittura ad avere nei prossimi giorni la conclusione di un processo a carico di un ministro del suo governo, Matteo Salvini, che se dovesse essere condannato darebbe l'immagine di un paese che condanna chi fa valere il rispetto della legge e chi difende i confini e che non va a perseguire invece gli scafisti e i trafficanti di uomini. Questo sarebbe un messaggio devastante, ma sarebbe un messaggio derompente non solo per l'Italia, ma per tutta l'Unione Europea. Presidente, su questo ovviamente le chiediamo di essere molto determinata e di non cedere a qualsiasi pressione dovesse arrivare a livello europeo per, diciamo, posizioni ideologiche. A noi serve un sano pragmatismo che riporti l'Europa ad essere un contenitore di libertà, ma un contenitore che tutela e protegge chi vi fa parte a partire dalla propria economia e che non svende l'economia a favore del gigante cinese. La ringrazio. Qui Parlamento.
Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Lega Online, scritto legaonline.it il sito, tante cose si possono fare su questo sito. Segui la Lega prima che la Lega seguisca te alla Pellegrina o segua te alla Marciana. Allora, l'Instant Book, mi dichiaro colpevole di aver difeso l'Italia, richiesti 6 anni di carcere per Matteo Salvini, il processo Open Arms. La firma anche tu, hashtag io sto con Salvini perché rischia 6 anni di carcere per aver bloccato gli sbarchi. Condannato assolto per aver difeso gli italiani, hashtag 20 dicembre, dopodomani la sentenza di primo grado. Il calendario delle feste della Lega, l'opportunità di iscrivervi alla Lega Salvini Premier, molto semplice, molto facile, si versano 10 euro, si può fare anche tramite PayPal, almeno siete iscritti a PayPal. Il codice fiscale e gli altri dati richiesti, quindi vi verrà recapitata la maggiore per via postale, ma se di mezzo ci sono posti italiani, io raccomando ampi, profondi, calorosi gesti apotropaici alle femminucce, ai maschietti, a tutti i sessi previsti e anche quelli non previsti, perché io sono molto inclusivo. La tessera Lega Salvini Premier. Il momento di autodeterminazione civica, il 2 per 1000, il tuo sostegno vale il 2 per 1000, sono soldi che lo Stato vuole tenere, se ce li ha già. Noi almeno possiamo dirgli spenderli in quella direzione. In questo caso, questa è la redazione della Lega e noi con lieto indichiamo il D43 nel 2 per 1000, scelta libera che non ti costa nulla. D43, D di Domodossola, 4 i Cavalieri dell'Apocalisse, 3 il numero perfetto. Le apparizioni radiotelevisive di loro, gli eroi della Lega, ovvero sia i politici. Allora, domani sera, dopodomani, 20 dicembre, 4 di sera con Laura Ravetto, alle 20:30 Rete 4. Sabato invece in ora presta, alle ore 11 del mattino, Stefania Pucciarelli, Agenda Sky TG24. Perfetto, l'azione Lepre conclusa, 14:30, intervallo. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Allora, buongiorno care amiche, buongiorno cari amici di Radio Libertà, da Alberto Acerbis. Allora, voglio darvi 2 consigli, a parte che dopo tanti e tanti anni sapete bene che per noi Natale è un momento importante perché c'è l'olio nuovo, c'è la raccolta delle olive e c'è il Natale. Quindi sapete che noi facciamo delle confezioni natalizie straordinarie, uniche, che non si trovano nei negozi, nelle botteghe, cioè non è quella confezione che tu paghi a Natale 40 euro, a Santo Stefano te la regalano se compri le mutandine, no, noi facciamo delle confezioni uniche con il nostro olio, i nostri prodotti genuini, straordinari, a un prezzo, abbiamo fatto un sacco di confezioni per accontentare tutti, però sono a numero chiuso. Se volete informazioni chiamate 030 68 40 408 oppure potete visitare il sito olioacerbis.com e ordinare anche da lì. Confezioni natalizie Acerbis, qualità, genuinità e amore per la terra. Chiamate o visitate il sito olioacerbis.com.
Lasciamo i Rolling Stones nel giorno del genetriaco di Keith Richard e torniamo a Milano. Torniamo a Milano perché Milano lo augura chi non ci abita. È il risultato di una survey, come si dice tecnicamente, un sondaggio svolto tra 2000 individui rappresentativi dei residenti milanesi, cioè residenti nelle 40 zone in cui è stato suddiviso il territorio della città. Ebbene, come vi dicevo in apertura di questa trasmissione, l'85% è soddisfatto di Milano. E questo ce lo spiega il professor Paolo Natale, docente di scienze politiche, consulente Ipsos. Questo articolo lo trovate sugli statigenerali.com. Io, la mia non richiesta opinione, non mi sorprende questo esito perché mi ci ritrovo da immigrato completamente. Anch'io faccio parte di quell'85%, anche se non sono stato intervistato. Bentornato professore, grazie per essere qui ai nostri microfoni. Buongiorno, ci sarà un po' di casino perché stanno facendo le tesi, quindi ogni tanto magari sentirete urlare, ma comunque spero si senta bene. Allora, il baccellerato. Allora, questo risultato, allora c'è una certa narrazione, noi per primi qui a Radio Libertà, diciamo, giornalisti non di sinistra, raccontano di una Milano in balia alla criminalità, però dopo alla fine abbiamo questa indagine svolta da lei che conferma anche dai suoi collaboratori, che conferma comunque intanto un sentire che c'è tra chi abita a Milano. E poi in ogni caso ci sono anche altre classifiche che vanno tutte in questa direzione. Lei è stato sorpreso, dall'esito così largamente, perché addirittura da registrare che non c'è nessuna, perché ci sono tante voci di questa inchiesta, non ce n'è nessuna dove si scenda sotto il 50%. Quindi sì, ce n'è un tutte paio molto che forti. però riguardano un po' il manto stradale pieno di buche, non è come Roma, però anche qua a Milano ci si lamenta. E poi c'è un po' di crescita, un po' di degrado di sporcizia, insomma un po' di cose strutturali che forse hanno bisogno un po' di rinnovamento, così di pulizia maggiore, però per il resto in realtà è tutto abbastanza positivo. No, non mi ha sorpreso perché faccio questa cosa da 10 anni con i miei studenti e da sempre il livello di soddisfazione della qualità della vita a Milano è sempre sufficientemente elevata. Poi è ovvio che in centro i livelli sono più alti che in periferia, però neanche sorprendentemente diversi. E il tema che invece spesso viene citato, il problema della sicurezza, dell'incuria, così insomma, della sicurezza dei cittadini è secondo me una cosa molto, non so come dire, pregiudizievole, cioè ci sono dei pregiudizi per cui nelle grandi città di solito che siano governate dalla destra o dalla sinistra c'è comunque la tendenza a enfatizzare questo pericolo che insomma questa insicurezza generale dei cittadini. In realtà appunto è una sorta di pregiudizio, perché poi quando si va a prendere, io ho cercato di fare delle domande che riflettessero proprio il quotidiano dei cittadini milanesi, cioè quando la domanda classica è quando lei torna a casa la sera da solo, lui o lei insomma, magari in ore non alla luce del sole, si sente di aver paura, di aver timore di qualcosa oppure no. Ecco, in quel caso c'è il 70-75% che dice di no, è un 30-35% che invece dice di sì. Quindi è qualcosa che ha a che vedere proprio con la quotidianità. Se invece si dice in generale la sicurezza a Milano, come nelle grandi città, è alta o bassa, molti dicono che c'è una situazione di insicurezza generalizzata, quando poi in fondo nella quotidianità questa cosa non si rivela. Ed è insomma una sorta di pregiudizio che riguarda sia la sicurezza che per esempio anche l'immigrazione, perché poi l'immigrazione in generale è vissuto come un tema problematico a livello nazionale, ma non poi nella quotidianità, perché uno dice ma sì, ci sono degli immigrati cattivi, alcuni buoni, alcuni indifferenti, esattamente come nei cittadini non immigrati. Insomma, questa è una cosa interessante perché tenta di riprodurre proprio, come dicevo prima, la quotidianità della gente che abita nelle città. C'è un dato che sorprende.
perché è come dire, quasi un refrain, le periferie trascurate, non solo per Milano, tutte le grandi città hanno. Però poi questo sondaggio dice che il 74% di chi abita in centro ha questa percezione, invece chi abita in periferia è 10% in meno. Quindi quasi non dico una leggenda metropolitana, no, perché comunque necessariamente è più probabile che una periferia venga trascurata, però chi abita in periferia riconosce. E io lo dico, lei lo sa che io ho tutta l'antipatia umana che posso avere nei confronti dell'attuale sindaco di Milano, però insomma devo dire la verità che io abito a Fori, quindi in periferia, non solo, no, anche con abbastanza meno con Pisapia, ma devo dire che a Fori io sono venuto a abitarci 20 anni fa, a gennaio sono 20 anni, e non è l'Afori di 20 anni fa, Afori non è più periferia, e grazie anche al fatto della metropolitana, eccetera. Questo, professore, è vero che sono fatti miei, ma voglio dare un contributo per quello che ho visto con i miei occhi. Afori è ormai diventato un quartiere abbastanza residenziale, anche ci sono delle cose edilizie che non c'è, dove lì non c'entra, sono cose un po' più pregresse sulle quali ci sarebbe da dire, ma intanto sto parlando della vivibilità. Sì. No, beh, è vero quello che dice, cioè da una parte è vero che appunto nel centro delle città c'è questa, di nuovo appunto questa percezione un po' come dire falsa, o comunque dei soliti pregiudizi, diciamo, che occupano abbastanza le periferie. Poi è vero che le periferie non sono, diciamo che non sono il primo punto più interessante da parte dei sindaci a Milano, come a Londra, come a New York, come a Parigi, insomma, che tendenzialmente uno tenta di barcamenarsi con il turismo, con i problemi del centro di città, eccetera, e un po' meno le periferie. Questo viene riconosciuto un po' da tutti, però è vero che il percorso di crescita delle periferie è abbastanza lento e sicuramente sta facendo progressi, diciamo, negli ultimi 10 anni a Milano, insomma. Poi tutti noi sappiamo, noi più anziani, sappiamo bene che la situazione negli anni 90-80 a Milano era un disastro per le periferie. Cioè, a Quartoggiaro io mi ricordo che si diceva non andate se non armate, quasi quasi, oppure a Baggio, oppure appunto a Fori lo stesso. Racconto sempre i fatti miei velocissimamente. 1989, la prima volta che vengo a Milano, a parte allo stadio per le partite di calcio, e mi sono fermato quasi 2 settimane per un corso, ero magazziniere Renault, e a me piace ricordare la Renault perché la amo e perché sono anche un po' di sangue francese. La faccio breve, ero giovane e cosa ho fatto? Ero in albergo una sera, dopo mezzanotte ho preso, ho tolto il portafoglio, mi sono messo 10.000 lire in tasca, il documento di identità, sono andato a farmi un giro in stazione centrale. Ed è uscito vivo, che è già sì, una cosa, sì, allora ma professore, francamente 1989 la Milano da bere, no, era per confermare quello che diceva lei, ma l'ho proprio sperimentato, un po' anche stupidotto fare però ero curioso. Poi se non si fa quelle cose da giovane, quando le fai, però ho visto cose che sembrava di essere dentro un film, ma un film da paura, cioè ho visto cose sinceramente impressionanti. Scorsese, dopo mezzanotte, come si chiamava il famoso After Midnight. Sì, certo, allora adesso tutti parlano del mondo di una volta perché si ricordano che erano giovani e carini e moderni e simpatici, ma in realtà, insomma, se si va a vedere anche i giornali dell'epoca, negli anni 80-70 a Milano, certamente queste facce di delinquenza, della mafia, dell''ndrangheta, eccetera, nelle periferie era una cosa insomma, vissuta da molti, insomma. Adesso sì, si dice che qualcosa, c'è qualche elemento di degrado, poi i costi della vita sono aumentati, queste sono cose ovvie, però certamente non è una situazione paragonabile a quella di allora. Comunque poi la città si è evoluta un po' dovunque. Glielo dicevo ieri, qui bisogna anche un po' mettersi un po' d'accordo, no? Parlo da persona che vive a Milano, che ho un affitto carissimo, però i servizi che ci sono a Milano ti permettono di tagliare sul fronte di altre spese, e quindi alla fine
Io a suo tempo, racconto sempre i fatti miei, avevo fatto poi essendo in due che lavoravano tutti qua poi in zona, cioè sia io che la mia compagna, ho fatto il conto, se andavo a Monza, nella zona di Monza pagavo la metà, però andare e venire tutto il resto, alla fine la differenza di spesa era abbastanza, diciamo, contenuta, per cui poi pensando anche al tempo. Quindi, no, questa è una leggenda, perché io stesso, no, a parte che vengo da una città che era provincia, campagna, ma carissima di suo lo stesso, però comunque è chiaro che vedi le differenze. Però dopo devi fare i conti, questo è per onestà, perché se no il costo della vita, sì, il costo della vita, perché hai anche servizi che a Pordenone non te li sogni di notte, per dirne una. E ecco, i servizi, i trasporti hanno un indice di gradimento altissimo. Certo, sì, è un pochino diminuito rispetto agli anni passati per motivi che sappiamo, il fatto che non si trovano autisti, quindi un po' sono stati ridotti anche la frequenza dei mezzi, ma un po' perché il problema, invece il vero problema, avevo fatto un'intervista un paio di settimane fa e appunto dicevo che il problema è il fatto che intanto la gente non vuole più fare sacrifici, primo, rispetto a quelli che facevamo noi da giovani, e secondo si aspettano tutti dei compensi altissimi, e quindi declinano anche i giovani magari che non hanno lavoro, dicono ma mi danno solo 1.400 euro al mese, quindi ci vado. E questo è un po', diciamo, siamo ormai un po' abituati troppo a avere un clima, un costo, diciamo un clima di sopravvivenza, un bisogno molto elevato, e quindi è ovvio che alcune cose vengono, insomma, però poi basta fare un po' di confronti con Roma o Napoli, poi tutto sommato Milano, insomma, io ricordo una signora che buffava l'altro giorno perché doveva aspettare 8 minuti un'auto, cioè, insomma, a Roma se si sta sotto la mezz'ora sono tutti contenti. E poi l'ultima cosa che volevo sottolineare è il fatto che comunque in tutte le grandi città il costo della vita è elevato, e nel mercato non è che si può decidere di abbassare gli affitti, perché poi o ci sono delle case popolari che peraltro sono gestite dalla regione, però la maggior parte non dal comune, oppure tutte le altre abitazioni sono qualcosa che ha a che vedere col mercato delle case. Quindi una città più ricca e più aumenta gli affitti o i costi, è abbastanza ovvio. Professore, adesso esula da un contesto, anche se io mi sono permesso alcune cose personali, ma erano afferenti all'argomento, dal contesto più, diciamo, scientifico, glielo chiedo, da immigrato a milanese puro sangue, qual è il segreto di questa città, il genius loci? Perché tutto quello che emerge, e potete leggere sugli statigenerali.com proprio anche i dati riportati, eccetera, è una spiegazione scientifica. Ma al di là di questo, io ho questa impressione, però è un'impressione, quindi lo chiedo a lei: cos'è questa città che piace così tanto? Il fatto, non lo so, secondo lei, perché è innegabile questo, anche l'immigrazione, l'integrazione. Si sono integrati gli italiani meridionali, ci siamo integrati noi italiani del nord-est, i terroni del nord, si stanno integrando perché si stanno integrando gli stranieri. Questo io lo vedo proprio ad Affori. Affori non è un succo come era 20 anni fa, ammesso che un succo possa essere brutto o cattivo, ma magari uno a Milano preferisce vedere una situazione più compatibile con la sua cultura. E Milano, vedo qui Affori, gli immigrati si sono integrati. Poi ci sono delle sacche di violenza, delle sacche, quelle sono, parliamone, nessuno nega, nessuno dice che è un paradiso, però se si può parlare dei fatti positivi non vedo perché non farlo, e vedo che tutti alla fine, io stesso scherzo, dico, di natura, non nel lavoro, ma di natura saremo un ritardatario. Voi milanesi mi avete fatto diventare quasi puntuale. No, probabilmente il genius loci, come dice lei, è qualcosa che ha a che fare con l'integrazione, insomma. Effettivamente chi viene a Milano diventa parte proprio di un mondo che quasi un mondo a parte, dove ovviamente si lavora, si cerca di essere produttivi, poi si gode anche la vita, per carità, però è come se, non so come dire, se introiettasse un po' tutti alcuni valori
del lavoro e del benessere e della voglia di fare. Ecco. E questa è una cosa che si riverbera sia appunto sui terroni degli anni 60 che sono arrivati a Milano, sia adesso degli immigrati. Insomma, attualmente a Milano vive oltre il 20% di immigrati, cioè non italiani. E questo tra l'altro non si sente per nulla, cioè certo ci sono ogni tanto violenze o scappettature, come peraltro succede in tutti i posti del mondo, però certamente è una convivenza che non desta particolari preoccupazioni in quanto immigrati. Casomai ci saranno delle preoccupazioni in quanto gente più violenta o meno, che possono essere anche peraltro italiani, o Fabrizio Corona, gente così, o Fedez, quello che ha fatto, che faceva l'altro giorno in discoteca, eccetera. Però certamente c'è come un humus che fa sì che chi arriva a Milano si adegui in qualche modo alla filosofia milanese, quindi rimane soddisfatto e diventa più milanese del milanese, non so come dire, in un certo senso. Ecco, allora in chiusura mi permetto una nota tra virgolette poetica, però è quello che penso io, da immigrato a milanese. Le dico che la sua città, che non potrà mai essere la mia, ma nella quale io voglio starci per sempre, fino alla fine, ha una caratteristica che io amo tantissimo, non è mai uguale, mai. Tu la giri dove vuoi, perché c'era un milanese che mi diceva, ma tutto un milanese puro sangue che amava leghista, che amava Milano alla follia, che diceva, ma sai, Milano alla fine sai, è il villaggio celtico originario, vuoi mettere Roma che è grande, e lui non lo diceva per affetto con Roma, faceva la comparazione, non sarà grande come Roma, ma per quello che ho potuto vedere e constatare io, Milano non è mai uguale. Può esserci anche la parte un po' bruttina, dopo c'è la parte che ti sorprende, non è mai uguale. Questa è la mia impressione, volevo condividerla con lei che è un milanese. Sì, io sono nato a Milano da 100 anni, insomma, una famiglia milanese. Quindi insomma dalla fine 800 sono venuti qua dalla Lomellina e sono stabiliti qua. Sì, effettivamente è sempre una scoperta nuova e tra l'altro è una evoluzione costante, insomma negli anni 90-80 c'era appunto la Milano da bere, per dire, adesso è diventata la Milano dei grattacieli, poi è diventata la Milano del cinema, del teatro, delle occasioni culturali, che sono un po' sparse per tutto il territorio, non sono più destinate soltanto alle aree centrali come una volta, ma ormai anche nelle periferie ci sono teatri locali, insomma occasioni di cultura generale anche nelle periferie, quindi questa è una cosa positiva e che rende in qualche modo contenti di abitare in questa città. Questo è un po' il tratto generale un po' dei cittadini che abbiamo intervistato. Perfetto, allora chiudo come ho cominciato. Milano logora chi non ci abita. Grazie al professor Paolo Natale. Grazie a voi. E arrivederci, se non ci sentiamo più, molti auguri di buone feste. Grazie anche a lei naturalmente professore. Noi allora andiamo verso la conclusione, la figura, perché ho detto la figura? No, la chiusura. Allora abbiamo Luca da Brescia dei Rolling Stones. Provo a cercare, Luca mi suggerisce una chicca, Walking the Dog. Allora, hai ragione, io da profondo indipendentista autonomista, mai di sinistra e mai di destra, ne avevamo piene le gonadi dei sinistroidi e pro-italici vari. Sono positivo e penso che l'indipendenza torni al più presto come il faro che illumini il buio italico. È solo questione di tempo. Allora, grazie a Luca. Lui condivide questo, quello che dicevo prima. Allora, non c'è altro da aggiungere, vediamo se ci sono degli aggiornamenti sul fronte delle ultime notizie. Vedo di no, quindi non mi resta che ringraziare Lorenzo il Magnifico, meravigliosamente, magnificamente sulla torre di comando in regia tecnica, e ringraziare tutti voi per aver scelto anche oggi Radio Libertà. Miau.